Mentre nel 2015 aveva in qualche modo segnato un dato confortante di recupero, di parziale recupero, abbiamo un 2016 di sostanziale invece tracollo. L'economia del territorio è essenzialmente basata sui servizi, il commercio e questi sono i settori che hanno risentito in maniera più significativa. La manifattura tiene con fatica, le costruzioni purtroppo sappiamo bene vivono una fase difficile e un po' generale. Il PIL pro capite è anche nel territorio sensibilmente ridimensionato rispetto al passato. Dato 100 il PIL degli Stati Uniti nel 2000, nel 1991 eravamo 85%, oggi siamo al 63%. Le nostre imprese oggi pagano un cuneo fiscale che è pari al 50% della loro ricchezza prodotta. Questi sono dati che purtroppo sottraiamo al benessere del territorio e non consentiamo alle imprese piccole che vivono nel territorio di reinvestire nel territorio. Questa è una grande debolezza, una criticità che ci portiamo da tempo. Negli ultimi 20 anni l'economia è regredita, siamo tornati come PIL pro capite al 1961. Negli ultimi 20 anni le tasse complessive pagate alle nostre imprese sono aumentate del 25%. Io credo che la CNA, al di là delle opportunità che riusciremo sempre a intravedere e trasmettere alle nostre imprese, debba alzare i toni. I nostri imprenditori sono disillusi, frustrati, sempre più eroicamente portano avanti la loro azienda. Non si può più andare avanti così. Noi siamo pronti a dare non solo battaglia su tutti i fronti per fare in modo che le nostre imprese possano continuare a produrre ricchezza per loro stessi, ma anche per il territorio, ma soprattutto oggi siamo nelle condizioni di offrire delle opportunità concrete. Le grandi distribuzioni hanno dimostrato come dopo una fase di esplosione iniziale abbiano creato solo delle cattedrali del deserto. Noi dobbiamo puntare su un'economia che valorizzi le imprese del territorio, la comunità, possa riequilibrare l'economia del territorio e noi siamo una situazione che deve essere in qualche modo in grado di intravedere delle prospettive in questa direzione. Per cui, ad esempio, stiamo in questi giorni dialogando, rapportandoci con i commercianti del centro storico di Ancona e stiamo rilevando come c'è voglia di creare un'amalgama, di aggregarsi per intercettare, ad esempio, le opportunità che questa città può offrire anche nelle relazioni, ad esempio, con il porto d'Ancona.